Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi parliamo di una variante fastidiosa del sistema colle. Per chi non lo conoscesse, due paroline veloci sul sistema colle. Intanto già il nome sistema, non si chiama apertura, difesa, si chiama sistema proprio perché è considerato un sistema universale. Cosa significa un sistema universale? Ovvero una sequenza di mosse che tu puoi fare più o meno, diciamo, indipendentemente da quello che fa il tuo avversario, cioè il sistema ippopotamo, c'è anche un po' la Stonewall che in effetti è anche un po', non si chiama proprio un sistema, ma in realtà più o meno quelle mosse le puoi fare quasi sempre, cambia magari l'ordine delle mosse, ma più o meno puoi arrivare a farle indipendentemente da quello che fa il tuo avversario, quindi si reputano particolarmente utili nelle partite veloci, no? Dove tu non devi stare neanche a pensare, fai le tue mosse, poi dopo pensi a come giocare al medio gioco. Da cosa è formato questo sistema colle? Da una successione di mosse che, ripeto, possono essere invertite, prima una, poi l'altra, però bene o male sono queste qui. Ecco, questa è la struttura del sistema colle, poi chiaramente l'altro cavallo andrà in questa situazione. Qui il bianco potrà arroccare o meno, dipende da come vuole giocare. La donna potrà supportare l'alfiere in D3 o da E2 per supportare le spinte al centro. Ma torniamo proprio alla posizione proprio classica, che è questo qui. Questo è il sistema colle formato appunto da questa catena di pedoni tutti disposti sul nero che rendono praticamente invincibile l'alfiere che si muove su case chiare. Quindi è particolarmente forte questo sistema. Ho letto anni fa il libro scritto dal maestro De Santis e devo dire che mi aveva letteralmente illuminato e per anni ho giocato questa apertura molto forte. C'è da dire che il nero ha anche delle risposte molto buone a questo tipo di sistema, visto che è diventato anche molto conosciuto. Una delle risposte più fastidiose che può avere il nero è quello, quando vuole, ma soprattutto anche subito alla seconda mossa, prima che noi sviluppiamo il nostro alfiere campochiaro, quella che è a lui di mettere l'alfiere in F5. Ora è chiaro che l'alfiere non può saltare i pedoni, sto facendo così giusto delle analisi. Nel momento in cui lui mette l'alfiere in F5, impedisce a noi di andare in D3. Oddio, noi se vogliamo possiamo andare comunque col nostro alfiere in D3. Il problema è che lui va a cambiare un suo alfiere con il nostro alfiere più forte che abbiamo. Vedi, noi abbiamo due alfieri, uno che in questo momento è cattivo perché non può andare da nessuna parte e uno che è invece spettacolare. Ecco, se lui ci cambia questo suo alfiere col nostro, noi abbiamo una perdita. Non è una perdita di materiale, non è una perdita di spazio, di iniziativa, ma sulle lunghe ci potrà costare. Quindi diciamo una delle difese più fastidiose che sicuramente ha il nero per quanto riguarda il sistema colle è l'alfiere in F5. Vediamo dunque come si gioca contro l'alfiere in F5. Allora, prendiamo in esame questa partita, la vedremo fino all'apertura, D4, D5, cavallo F3, alfiere F5. Ecco qui che il nero subito ci rompe le scatole con alfiere F5. Su alfiere F5 il mio consiglio più spassionato è quello di uscire fuori dal colle, cioè non avrebbe senso veramente continuare E3, C3, alfiere D3, proprio perché, ripeto, andiamo a toglierci questo alfiere che ci servirà e andiamo a fare un favore al nero. Qui la risposta più forte è C4. C4 con l'idea poi chiaramente di giocare E3, però C4 inizia a creare pressione al centro. Ora, per esempio, il nero gioca E6, mossa fattibilissima e tranquillissima. Adesso cambio il centro. So che non lo diresti mai. Qui si può catturare. Se cattura di donna, cavallo C3, stiamo molto bene. Se cattura di pedone, che è la continuazione principale, come possiamo continuare? Abbiamo donna B3. Ecco qui, la debolezza di togliere subito l'alfiere in F5 in realtà lascia la casa B7 scoperta e quindi noi subito andiamo ad attaccarla, ma non solo, con la donna in B3 facciamo pressione anche sul pedone in D5 che sarà ulteriormente attaccato poi da un cavallo C3 e
I difensori di questo pedone, per quanto riguarda il nero, sono la donna e il cavallo che poi andrà in F6. Di conseguenza, quando in un futuro noi toglieremo questo pedone, faremo uno scacco in B4, il nero non potrà interporre davanti nessun pezzo, altrimenti non c'è più un difensore su questo pedone, potremo andare in vantaggio. Già qui puoi immaginare tanti temi tattici. Ora, l'unica, e dico l'unica difesa che funziona, e qui è il bello di conoscere le aperture, è che se il nero non fa questo tipo di mossa ne potrai approfittare. Ora, se il nero è un giocatore esperto, gioca cavallo C6, che è la continuazione principale. Tutte le altre non funzionano, per esempio, donna C8 è vero che controlla questo punto, ma ora cade questo pedone che semplicemente si può catturare. B6 non funziona. Perché non funziona B6? Perché crea delle debolezze, le case bianche sono indebolite, questo suo alfiere non è lì a controllarle e possiamo andare a giocare cavallo C3 con doppio attacco su questo pedone, C6 per difendere questo pedone ora è debole perché il cavallo non potrà mai praticamente andare in D7 o potrà farlo ma dovrà stare molto attento. E 4 subito, qui bisogna giocare aggressivi. Se per esempio l'alfiere si ritira, qui si può anche catturare tranquillamente, se cattura, cioè cavallo in E5. Se l'alfiere invece, scusami, dopo E4 si ritira in E6 per cercare di supportare il centro, cattura, cattura. Alfiere in B5, scacco, cavallo di 7 e il bianco ha un gioco bellissimo, qui può giocare tranquillamente cavallo G5, guarda quanto sono deboli tutte queste case bianche, il bianco ci potrà sguazzare sopra, poi potrà catturare, insomma qui il bianco sta veramente da Dio. Quindi torniamo alla difesa principale che invece è cavallo C6, qui non lo direbbe praticamente nessuno, ma la mossa migliore e anche quella consigliata al motore è cavallo C6. Cavallo C3, qui non bisogna abboccare su questa trappoletta, perché a seguito di abboccare su questa trappoletta il nostro amico nero sta bene, perché c'ha cavallo B4 con l'idea di andare su C2. A questo punto il gioco qui è pareggiato perché cavallo A3 per difendere sempre C2, alfiere D6 continuando il proprio sviluppo, alfiere D2 con l'idea di andare a togliere questo cavallo, l'unica mossa buona ora per il nero è torre in B8, sacrificio ulteriore di pedone, cavallo F6. È vero che qui il nero ci ha dato qualche pedone in sacrificio, ma in cambio di un ottimo sviluppo e di una maggiore attività dei pezzi. Noi qui abbiamo un cavallo all'esterno, ok, che per ora deve rimanere a difendere su C2, un alfiere scuro che non sa bene cosa fare, l'alfiere in E3 è ancora bloccato, il cavallo in F3 è messo bene, ma mentre qui fra poco il nero arrocca e insomma riuscirà a mettere le torri sulla nostra donna e noi abbiamo una mobilità veramente difficile della nostra donna. Se ci pensi, l'unica manovra ora che mi viene in mente è donna in A4 che poi ritorna in D1, giusto per salvarla, perché io immagino se dovessero arrivare le torri, una torre su colonna A e una torre su colonna B, la situazione può diventare veramente tragica. Quindi non bisogna boccare, dopo cavallo C6 non bisogna boccare, ma bisogna giocare cavallo in C3, a questo punto alfiere in B4 e ora per esempio se invece il nero anziché giocare alfiere B4 gioca cavallo B4 appunto con lo scopo di andare qui, semplicemente abbiamo E4, pedone per cavallo in E5, c'è lo stesso attacco di prima su F7 coordinato con cavallo e donna, per esempio adesso alfiere G6 per controllare questo punto, alfiere C4, andiamo a mettere un ulteriore attaccante, l'unica mossa difensiva valida è cavallo D3 che ci costringe a dare il nostro alfiere per il cavallo, però qui ora possiamo tranquillamente catturare su B7 e stiamo benissimo. Quindi come vedi ci sono una serie di mosse precise, se il nostro giocatore non gioca bene, anche noi se non giochiamo bene rischiamo di
perdere la posizione. Quindi la mossa corretta è non cavallo B4 ma alfiere B4. Adesso alfiere F4 con l'idea poi di giocare 3, liberare l'altro alfiere. A5, idea aggressiva. A3, A4, ritirata di donna, cambio di alfiere sul cavallo. Adesso il bianco ha un centro consolidato, potrà giocare tranquillamente 3. In un futuro potrà spingere anche C4, dato che non teme neanche entrate di cavallo qui, e quindi è assolutamente giocabile la posizione. Bene, spero di averti risolto questo enigma di come si gioca quando non solamente nel sistema colle, ma anche in una partita di donna. Solitamente su alfiere F5 si gioca donna B3 per minacciare proprio contemporaneamente B7 e creare pressione sul centro. Spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Se sì, ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!